Allora, dopo Benevento, Milano eri venuto in redazione, Sì, Roma eri venuto all'Hot Corner, quello di Via del Babbuino, sì. Bari Adesso mancava. Bari, Quindi eccoci, dopo dobbiamo già pensare al al prossimo. prossimo. Vinicio Marchioni all'Hot Corner, come Ciao. stai Vinicio? Bene, un po' stanco, ho finito 4 mesi di tournée l'altro giorno, però insomma molto Esatto, hai contento di essere finito, qui. vieni da Zurigo praticamente, Da no, Lugano. Da Sì, Lugano sì, arrivi sì. a Bari per prendere il premio Vittorio Gassman per la migliore interpretazione in ghiaccio. Beh, Sì. poteva andare peggio, dai. In realtà pensavo fosse uno scherzo, visto che me l'hanno dato il 1 aprile, e quindi dico, ma È vero, siamo sicuri che è tutto vero? Invece sì. Che effetto fa poi per un ruolo che tu hai amato molto, ne abbiamo parlato spesso nei mesi scorsi, che significato ha però un premio per quel ruolo lì? Perché tu poi hai detto che quel film lì ti ha anche insegnato delle cose, no? Ma ancora non ho razionalizzato, devo dire. Ehm, Non lo so, sono molto contento perché appunto, come dicevamo in un incontro, Sì. è stato un ruolo che ho lavorato, che ho strutturato, che ho costruito, che ho amato, su cui ho speso tanto tempo, tante energie e tanti pensieri. E, fa impressione ricevere un premio intitolato a Vittorio Gassman, perché poi io ero stato a Bari Cioè anche come là. per un automobilista riceve il premio Ayrton Eh Senna sì, o no sì. neanche Fangio. Perché poi io l'anno scorso ero stato qui in giuria negli internazionali, nel programma dei film internazionali. E l'anno prima ero stato ospite, avevo premiato Amelio se non sbaglio. E sai, sono quei premi che tu riconosci essere importanti perché l'anno scorso l'ha vinto Tony Servillo, per cui rido io. E quindi dici, wow, allora sto costruendo qualcosa di vero allora. E questo fa parte di un percorso di consapevolezza forse che sto facendo in questi ultimi 2 o 3 anni, però sono molto contento, sono frastornato più che altro, quindi ancora non ho Certo, razionalizzato. diciamo che adesso sei tra Virginia Woolf e Ghiaccio, sei ancora nel mezzo. Però ogni premio è anche un bilancio, no? E poi arriva un premio, tu ti fermi, ti guardi indietro, dici, beh, Ma infatti io penso, c'è una parte di me che pensa anche che questo premio sia un po', come dire, un riconoscimento anche di alcune scelte fatte, insomma, di tutto quello che è successo in questi 10 anni. Perché di film ne ho fatti tanti, il sindacato dei giornalisti cinematografici comunque ha sempre avuto un'attenzione verso il mio lavoro, tramite le candidature, tramite il premio al Festival di Venezia, con 20 sigarette. Sono contento perché ho la sensazione di, di star costruendo qualcosa di solido, ecco, forse il bilancio può essere questo. E poi mi viene da pensare a quello che ho detto durante la conferenza stampa di presentazione di Ghiaccio, Ghiaccio. cioè che è sempre più importante secondo me per me avere un ruolo e avere un regista, in questo caso due, sì, per, Fabrizio De Moro e Alessio De Leonardi, sì, bravissimi al loro esordio. perché un attore senza un ruolo e senza un regista che lo dirige si può salvare il film, può fare comunque una buona figura, ma non riesce ad andare in profondità. Insomma, un ruolo è fondamentale in un film, quindi la scrittura del ruolo, i temi che si porta dietro. E questo Massimo in questo film, Ghiaccio, ne aveva tanti, insomma. Sì, sì. Tra l'altro leggevo il libro, quello di Matthew McConaughey, come dicono loro, e era molto interessante perché a un certo punto della carriera, all'apice del successo dei suoi ruoli, ti ricordi? Che era Sì, sempre a sì, sì, petto sì. nudo, si è fatto la domanda, dice, ma poi quando io non ci sarò più cosa lascio? E lì ha cambiato, poi arrivarono Dallas Buyers Club, per cui quasi rischiò di rimanere fuori dal... Tu c'hai ogni tanto il pensiero, cioè questa svolta qui c'è anche il pensiero rispetto anche ai figli, per esempio, tipo tra 70 anni i nipoti di o no, o è troppo? No, 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 questo pensiero devo dire che l'ho Non sempre ta- avuto, Ah, da in quando, realtà, perché cioè se comunque, faccio una minchiata resta. eh sì, ma sai, è lo shock che si ha quando dal teatro passi al cinema, perché comunque prima della serie di Romanzo Criminale io ho fatto tanto teatro, poi ti ritrovi davanti la macchina da presa anche su 20 sigarette, insomma,
i primi set, ed era scioccante l'idea di tornare a casa dopo che il regista dice buona, e quella cosa tu non la rifarai mai più, Era finita lì, ed è certo. impressa per l'eternità. E questo pensiero per un attore che invece ha un'abitudine a rifare e a riprovarci sera dopo sera, prova dopo prova, E ogni sera diversa. ogni sera è diversa, ogni sera approfondisci, capisci meglio, ti adatti. Ecco, tutto questo davanti alla macchina da presa lo devi fare in dei tempi super concentrati, abbandonandoti anche a delle cose veramente misteriosissime. E poi penso che sia proprio, e con Virginia Woolf questa cosa l'abbiamo sperimentata molto, nel senso che Virginia Woolf, l'autrice, la scrittrice, diceva nel momento in cui entra la morte si può sconfiggere solo attraverso l'invenzione, la creazione, il riprodurre qualcosa. E questo ha molto a che vedere con il nostro mestiere. Vero. L'immortalità la raggiunge attraverso quelle cose. Sì, ma proprio cercare l'invenzione per riprodurre qualcosa che nella realtà è sempre un po' più brutta. È vero. La grandezza del cinema è questa, secondo me, che puoi fare qualcosa che rimanga cercando di essere o di esempio tra 10.000 virgolette, o di, come diceva Woody Allen se non sbaglio, riportare la vita senza i momenti di noia, diciamo. Esatto. Togliendo i momenti oziosi. E ti dice, ma ti rivedi mai? Tu ti capita mai di riguardare le cose che hai fatto? Mai nella vita. Ma non vai neanche a cercare, ma cioè stai su Canale 5, passa. Ma nemmeno morto. Piuttosto spengo. Però alcuni dicono che impari, però perché vedi le cose e ti dà fastidio. No, Cioè quello che è fatto è fatto. Sei come Piazzolla che bruciava gli spartiti una volta che li aveva fatti. sai, penso che ci sia un ascolto meraviglioso, cioè penso che un attore debba avere un ascolto incredibile, non mentre lavora, però poi io penso anche che con il cinema il film, una volta che l'hai fatto, è solo di chi lo guarda, e le impressioni di un attore sono egocentriche, egoriferite, che riguardano mille cose che il pubblico non neanche se ne accorgerà mai. E quindi preferisco, appunto, ormai il mio lavoro l'ho fatto e cerco ogni dice volta di là, farlo basta. nel migliore dei modi. Gli errori che faccio forse li so mentre li faccio, insomma, non so come dire. Sì, ho capito benissimo. Senti, parlavamo prima del cinema americano, dell'ex grande cinema americano, delle difficoltà che ci hanno. Secondo te noi italiani riusciremmo un giorno o l'altro a celebrarci nel modo giusto? Non dico in modo eccessivo, spesso parliamo di quanti attori bravi ci siano in Italia, il livello è salito tantissimo negli ultimi 10 anni. Lo so, ma bisogna ricostruire tutto un grande tessuto prima di ricelebrarci, perché penso che non dipenda soltanto da noi, molto dipende da noi sicuramente, dovremmo essere i primi ad avere un po' più di amor proprio e a riconoscerci il fatto che siamo più bravi, però sento che soprattutto negli ultimi anni, non solo per colpa della pandemia, anche prima questo c'era, nel senso oggi nel tessuto sociale, ma anche tra gli addetti ai lavori, anche la stampa, insomma, si è un po' livellato verso il basso la competenza, più che altro la passione, perché la passione ti porta anche ad informarti, a conoscere, e per appassionare qualcuno, in questo caso il pubblico che ci segue, devi avere una curiosità verso quello che fai, devi avere un amore per quello che fai, devi avere la passione che ti accende, e che è, credo, la cosa più contagiosa del mondo, perché se fai una cosa che ti appassiona ti porti dietro tutti, in qualsiasi settore tu sia di questo ambiente qui. Ecco, secondo me dovremmo riprenderci un po' tutti una passione, riscoprirla e toglierci di dosso un po' di polvere, di grigiume, di peso sul cuore che tutti noi ci portiamo dietro,
perché gli incassi già prima della pandemia andavano male, certo. perché Cioè tu dici dobbiamo riaccenderci in qualche modo. tutti dobbiamo proprio riaccenderci e riaccendere il pubblico di conseguenza. Certo, perché se non sei acceso tu, E certo, come non fai ti a segue. coinvolgere il pubblico? Non ti segue nessuno, mentre invece dobbiamo essere noi per primi a mettere una patina d'oro su ogni cosa che facciamo, perché se no quella scintillanza lì, quello shining, sarà difficile che riusciremo a farlo ripercepire a chi ci segue, insomma. Quello che sta succedendo negli Stati Uniti, insomma, la notte degli Oscar, tutto quello che è successo è un po' lo specchio di tutto questo, perché se anche per loro sta diventando così e neanche la notte degli Oscar riesce ad assurgere in qualche modo alla notte dei sogni di tutto il mondo, come riferimento anche. figurati se possiamo riuscirci noi, insomma, no? E questo però secondo me deve essere anche uno stimolo enorme, perché non è che dobbiamo essere per forza trainati da quello che fanno loro. No, anzi, forse è la volta Forse che dobbiamo noi è essere. l'occasione per dire noi lo facciamo così, in questa maniera, secondo la nostra grandissima tradizione cinematografica, però dobbiamo riaccenderci un po' tutti. Senti, l'ultima cosa qui al nostro Hot Corner, sai che ci piace parlare di miti, quindi ieri è stato Ricky Tognazzi, parlavamo di Ugo, della modernità di Ugo, e io volevo chiederti oggi chi ti accende invece? C'è qualcuno, un attore, un'attrice, uno scritto, qualcuno che ti accende, che ti dà la stessa cosa di cui parlavi prima? So, vedi un film anche vecchio, Ma ce ne stanno tanti, ringraziando il cielo, perché ogni volta che vedo Montgomery Clift, per esempio, divento pazzo, cioè dico wow. Ogni volta che vedo ancora James Dean rimango sconvolto dalla contemporaneità del suo modo. Sì, perché poi di James Dean è passata l'icona, no? Quella da cartolina, ma in realtà le doti recitative. Impressionante. Io ogni volta che vedo lui, Montgomery Clift, Marlon Brando, però James Dean aveva una. Marlon Brando controllava, cioè si vedeva che aveva in comando. studiato tutto. Brando era in comando totale. Clift e Dean erano molto più simili da questo punto di James vista. Dean e Montgomery Clift avevano proprio la capacità di abbandonarsi davanti alla macchina da presa e far succedere delle cose. Vedi dei dialoghi in quel cinema lì in cui molto spesso c'era la macchina fissa anche negli Stati Uniti e quindi c'erano 3, 4, 5 minuti di dialogo, macchina ferma, con 6 attori che si muovevano con dei movimenti perfetti, e vedi lui che non smette un attimo di pensare a quello che sta succedendo nella scena per i dialoghi, cioè reagisce ad ogni input e c'ha 20 milioni di pensieri dentro, sempre. Ma quale di tre sei tu di James Dean? Gioventù bruciata, Valle dell'Eden o Il gigante? Beh, Il gigante devo dire che è incredibile. E La Valle dell'Eden anche. Gioventù bruciata, sai, è il mito che brucia, è come dire, è l'opera prima, diciamo, di James che è Dean. anche facile da scegliere. Però La Valle dell'Eden e Il gigante è veramente impressionante. Se tu pensi che avevano, non lo so, 25 anni, 26 anni, tu dici, oh mio Dio, chi è quest'uomo? Mi accende anche tantissimo Tomardi tra i contemporanei. Che anche lui sceglie sempre bene, comunque è difficile vederlo nelle cose. Fantastico. Cillian Murphy. Peaky Blinders, anche lui. Sì, ma poi sono attori che Tra l'altro sarà il nuovo film di Christopher Nolan adesso. Che mi affascinano anche perché sono riservatissimi, perché sono delle superstar, ma stanno un passo indietro e mantengono, come dire, una riservatezza e una normalità. Sì. Che poi era il primo comandamento dei grandi divi, no? Cioè dalla Garbo in su, insomma, se vuoi essere mitizzato non devi farti vedere troppo, altrimenti non c'è a distanza. Questo mi fa riflettere tantissimo anche su come siamo noi oggi con i social, che ci devi essere, ti devi far vedere, se non metti perché se ci sei è perché se non ci sei però sei snob perché non ci sei. Si nota di più se vado in un ballo o se non vado proprio, come diceva Nanni Moretti. Esatto. Stiamo sempre lì, però credo che il pubblico poi sia anche più intelligente di quanto pensiamo noi o di quanto pensano molti addetti ai lavori, nel senso che il pubblico recepisce
l'onestà di quello che fai, cioè l'onestà di quello che sei, non di quello che fai. E credo che le persone che seguono il mio lavoro hanno in questi 10 anni capito in qualche modo o lo percepiscono da quello che vedono lì sopra, e questo mi fa molto piacere. Vinicio Marchionni all'Hot Corner, grazie. E viva Hot Corn! Grazie mille. Grazie a te.